Pistoia! Mi hanno destinato a Pistoia! 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 Beato lui. La Guaglia Antonio, fu Calogero, punti 1, destinazione Piovarolo. Aiuto! Mi sento. Giovanotto! Ehi, giovanotto! C'è qualcosa che non va? Sta male? Erano 3 anni che aspettavo. Emozione. Il cuore. Vuole un po' d'acqua, un cordiale? No, grazie. Piuttosto, mi faccia la cortesia. Cerchi qui, le taschine del mio gilet. Già, c'è una catenina. Sì, grazie. In carrozza! E finalmente, per Antonio La Quaglia, si iniziava la prima tappa della sua carriera. Ingegnere, guardi un po'. Come mi sta? Come mi butta? Non dica niente, per carità. Lo so, ma veda, io il berretto l'ho preso un po' più alto. E sa perché? Le spiego. Con questa ordinanza, quando ci ho messo 3 righe, 4 righe al massimo, ma non ci va nient'altro più. Viceversa, questo qui che è più alto, io ci posso arrivare a mettere fino a 8 righe più la greca. Le pare? Guardi un po'. Mi vede? Sul marciapiede, la stazione, E io col fischietto. Pronto in coda? Via! Macchinista, via! Nell'attesa, mettiamoci questo più modesto. Ingegnere, se mi permette, vado a chiudere la valigia. O meglio, il bagaglio presso. Grazie. Dunque. Così. Oui. A proposito, proviamo. Vediamo l'effetto. Meraviglioso. In carrozza, si parte. Che bellezza. Dunque, ingegnere, noi partiamo dalla stazione centrale alle ore 9 precise, col diretto 427. Arriviamo a Piovarolo di sotto alle ore 16:24 al primo binario. Già, lei non conosce Piovarolo. La giorno subito. Mi stia a sentire. Il nome Piovarolo deriva dal piovano Arnulfo che la fondò nel 1325 e non dal verbo piovere come qualcuno erroneamente potrebbe supporre. E si capisce che se a Piovarolo dovesse piovere vuol dire che a Chiasso dovrebbero far chiasso, a Lecco invece dovrebbero leccare. È chiaro? Mi stia a sentire. Piovarolo è un ridente, ameno, salubre paesotto arrampicato sulle prime pendici dell'Appennino. Il paese è lindo, pulito e provvisto di tutto quanto occorre per garantire al turista un comodo e un piacevole soggiorno. Sani divertimenti attendono il villeggiante che a Piovarolo troverà anche da soddisfare le sue esigenze culturali. Infatti, il paese è centro di attrattive storiche della massima importanza. L'ho sentito io, con le mie orecchie, il generale Garibaldi quando disse a Nino Bixio: caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore. I piovarolesi hanno un carattere allegro, espansivo, cordiale. Facili poi le vie di comunicazione. Attraverso una bella strada carrozzabile si accede alla graziosa stazioncina. Onore e vanto di Piovarolo e centro di intenso movimento.
Alla stazione di Piovarolo, il turista di passaggio, in attesa di coincidenze, potrebbe anche all'occorrenza trascorrere una confortevole nottata. Visitate Piovarolo. Scusi, ingegnere. Scusi. Entrate dentro, no? Buongiorno. Buongiorno, lei è il collega entrante, eh? Lei è l'uscente? No, voglio dire, lei è venuto a sostituirmi. Lei vorrebbe sapere se io sono il nuovo dirigente di questa graziosa stazione. Onore e vanto di Piovarolo? Per l'appunto. Ebbene sì, lo ammetto. Maria, mia moglie. Piacere, signor. Permette, scusi. Prego. Maria, non piangere, no? E lui, tra poco ce ne andiamo. Addio Piovarolo. Vai, vai. Caricate tutto sul carrette, sbrigatevi, che forse facciamo in tempo a prendere l'ultima corriera. Permette? Prego. Giulio Innocenzi. Molto piacere. Permette? Antonio Laguaglia. Piacere. Fu Calogero. Piacere. Piacere mio. No, no. Piacere mio. No, questa volta è tutto mio il piacere. Vuole così? Mi creda. Così sia. Sì, grazie. Prego. No, no. Ci mancherebbe altro. Ah già, lei è l'uscente, io sono l'entrante. Questo è l'ufficio e sopra la casa. Ah. Come mai sei arrivato così tardi? Presi il 427. Ah, E quello non ha fermato qui a Piovarolo. Ho dovuto fare a ritroso la strada a piedi. già, è il 427, già. La fermata è stata soppressa da ieri? Ma no. Sì. Così che il 427 non ferma più. No. Ma caro collega, vedrai. Io farò reclamo all'ufficio competente e il 427 si rifermerà. Se lo dico io. Riuscirai. Mi ferma solo l'accelerato. Solo un accidente. Già, prego, siediti. Grazie. Oh, e dimmi un po'. Sì? La biglietteria dov'è? Ah, la biglietteria? Già, è quella. Sì, ma non ha... Avverti Paolo, Sì. Paolo è il collega dell'altra... Scusami un momento. Prego. Pronto? Boriglia. Boriglia. È il paese... Prossimo. Sì. Pronto? Paolo! Ah, sono io. Ce l'ho fatta. Sì. Indovina chi era all'ufficio? L'allodola. Ehi, ma che caccia? Sì. L'allodola. Lei ti chiami l'allodola tu? Che allodola? Mi chiamo la Guaglia. Antonio La Guaglia. Scusami, confondevo. No, la Quaglia, confondevo. Antonio La Quaglia. È il collega entrante, capito? Sì. Sì, capisco Paolo, lo so. Io ho famiglia, Paolo. No. Abbastanza giovane. Per punizione? Non lo so, adesso glielo domando. Ti hanno mandato qui per punizione? No, ho vinto un concorso. Ah, dice che ha vinto un concorso, hai capito? Sì, ci ha vinto, no. Vabbè, io ti saluto, no, no, è tutto pronto, qui ce ne andiamo subito. Do le consegne e via. E va bene, vabbè. Ciao, grazie di tutto, scrivi, Ciao Paolo, ciao. E anche questo è fatto. Ho dimenticato niente, no? E quell'affare lassù? Ah no, la scacchiera dell'ufficio. Stai per ammazzare il tempo. Sei giocare? A scacchi? Eh. Ma con chi giochi?
col capostazione di Santo Spirito. E il capostazione di Santo Spirito viene qua a giocare con me. Ma no, gioca rimanendo a Santo Spirito, scusa. E come fa? Ma è semplice, col telegrafo. Vedi, qui ci sono le lettere, qua i numeri, no? Sì. Oh, vuoi muovere il cavallo? Sì. C2, tac, D4. Trasmetti? Subito? È facile, come la battaglia navale. Ho capito. È strano, Adesso ti siedi, caro collega, e firmi, Così abbiamo fatto tutto. Ecco qua. Oh, dimmi un po', e di solito uno, dopo quanto tempo viene trasferito? Beh, un paio d'anni. Il tempo di farti 2 partite con quello di Santo Spirito. Al primo scatto, insomma. Sì. Ah, è 112 che passa. L'ultimo per me, la quadra. Quando ne passano al giorno? Una decina. E di notte? Anche di più. Sì. Sì. Divertiti, collega. Arrivederci. Buon viaggio. Ehi, buon uomo! Giovanotto! Dite a me? Sì, l'ho con te. Venivo appunto a darmi il benvenuto, capo. Oh, e dimmi un po', tu sei il casellante? La casellante. La casellante? Sì. Ma perché sei una donna tu? Che domanda? Perché non si vede che sono donna? Ma sarà. Oh, e senti una cosa, in questa stazione, a personale, stiamo scarsi, Perché scarse? Siamo in 2, io e voi. E il manuale? Il manuale sono io. Ma scusa, tu non sei la casellante? Sì, signore. Sono la casellante, la manuale, la guardasala e accudisco anche i capi stazioni celibe. Tu sei celibe? Io sì. E io ti accudisco. Insomma, sei una specie di perpetuo? Ma che perpetua? Il mio nome è Beppa e sono signorina. Lo credo bene. Beh, arrivederci. Arrivederci. E così il nuovo capostazione di terza classe Antonio La Quaglia prese servizio. E prese anche una decisione. Via, via il più presto possibile da quella stazione tanto diversa da quella dei suoi sogni. Malgrado tutto, volle tentare qualche miglioria, qualche abbellimento. La carica di capostazione gli aprì le porte del circolo ricreativo, l'unico luogo di svago del paese. L'ho sentito io, con le mie orecchie. Il generale Garibaldi disse a Nino Bixio: caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore. Con l'avvento dell'elettrificazione i treni parvero fuggire ancora più veloci da Piovarolo. E La Quaglia perse anche le ultime briciole di entusiasmo. Che sugo c'era con le 2 povere corse giornaliere di quello scalcinato accelerato e da cui oltretutto non scendeva mai nessuno. Così aveva preso l'abitudine di fischiare prima che fermassero completamente le ruote. Via! Signore, scusi tanto, signora. Creanzato! Scusi. Lei non sa chi sono io. Abbia pazienza. Sono la nuova maestra. Scusi tanto, signora maestra. Prima di fischiare, guardi chi scende dal Ha treno. ragione. Scusi. Le farò un rapporto, le Tutta insegnerò sporca. a vivere. Tutta sporca. E giù le mani! Lo facevo per lei. No! La bandiera, sì. Tenga. Grazie. No. Egli fece veramente rapporto. E oltretutto Antonio La Quaglia l'avrebbe rivista tutti i giorni alla stazione, perché la maestra insegnava a Piovarolo, ma abitava in una frazione vicina. Quell'oca della maestra cade e mi fa rapporto. E mi arriva subito il cicchettone. Oh, ma dico io, è possibile che una stupidina cade, la colpa è del capostazione? È quello che dico io. Il capostazione è il responsabile. Responsabile un corno. Allora sarebbe carino. Tutte le stupidine che cadono, la colpa è dei capostazioni. Ma proprio nella mia stazione deve capitare. Proprio nella mia stazione deve capitare, la quale non è nemmeno una stazione e non è nemmeno un passaggio a livello, perché qui siamo al di sotto del livello del mare. È quello che dico io. Ma io non sono il tipo di starmelo così. Io sono un osso duro. Io sono un brutto osso. Ho vinto un concorso, modestamente. Sono uscito l'ultimo. E che vuol dire? Gli ultimi saranno i primi. Dico bene? Muoverò mari a Montecitorio, ma da Piovarolo me ne vado, non ci resto. Quello che ho detto io. E lo dico anch'io. Al burro?
Sta arrivando in direttissimo. Lo sento, ma verrà il giorno che questo accidente di 427 dovrà fermare. Vieni, fammi una cortesia, vai tu. Dai la via libera. Io? E tu. Senti, quello corre, tu assomigli a mio zio, non se ne accorge nessuno, vai. Bisognava insistere in tutte le maniere per accelerare lo scatto e quindi il trasferimento. Ma ecco che accadde un fatto straordinario per Piovarolo. Un giorno, inaspettatamente, saltò fuori il sole. La vecchia meridiana poté rifunzionare, fra l'emozione dei cittadini. E si riparlò della frana del 906, causata appunto dall'improvviso seccarsi della terra al sole. Ma la conseguenza che ci interessa più da vicino fu la negativa reazione delle decrepite ossa di Ernesto, il trombettiere di Garibaldi. Cacciato fuori l'umido troppo all'improvviso, smossero antichi dolori borbonici e storici catarri, sì da togliere ogni speranza alla scienza medica prontamente accorsa. La notizia uscì dal confine di Piovarolo e si sparse attraverso le gazzette. Forse in relazione a ciò, alcuni giorni dopo una misteriosa automobile sostava presso la casa di Ernesto. Veniva addirittura dalla capitale. Muori! Muori! Ditegli che è un cocciuto e che non ha nessuna sensibilità politica. Ecco. Uffa! Adesso il partito mi accuserà di aver fatto fallire una mossa propagandistica di vitale importanza. Se fossi lei, onorevole, notizierei l'esecutivo e chiederei istruzioni. Che figura! Ma non c'è altro da fare. Cerchiamo un telefono, su, e sbrighiamoci. 7 di spade. Invidia da parte di terzi. Invidia a me, i terzi. È scritto. 1, 2, 3, 4 di coppe. Vittoria oppure morte in battaglia? Morti in battaglia. È scritto. Ma io lo cancello, Poi Peppa, basta, smettiamoli, io non credo a queste sciocchezze. Gioco non terminato, destino sdegnato. 1, 2, dama di spade, una donna. Una donna. È scritto. Bella ma perfida, non ti ama. Per forza, è la maestra, è chiaro. Intrighi, fatture, malefici. Non c'è dubbio. È lei, la maestra. Quella ha intrigato per non farmi promuovere. Ha maledetto la mia carriera. Ma un giorno o l'altro le farò vedere chi è Antonio La Quaglia. Con La Quaglia non si scherza. Vedi, a me mi ci vorrebbe... Un personaggio influente. Si capisce, una spintarella, una raccomandazione. Ma chi? Re di coppe. Re di coppe, no, come fai a dire? Un uomo importante entrerà nella tua vita. Avanti! I signori desiderano? Captazione? Sono io, scusi tanto. Beppa, tu puoi andare. Dica. Dobbiamo chiedergli il piacere. Se rientra nei termini del regolamento, ben volentieri. Dovremmo telefonare. Non rientra nei termini del regolamento. Ma vede... Articolo 101, paragrafo 16. Ma in caso di forza E maggiore... allora il paragrafo 17. Resta a me, funzionario, di vedere se il caso è di forza maggiore o di forza minore. Uffa, quante storie! Lei non sa chi sono io! Lo so chi è lei. È una che non telefona. non si comprometta nel suo interesse. E questo lo facciamo radiare, Questo lo roviniamo. E vuoi sapere chi sono io? Questo è il mio tesserino. Io sono l'onorevole Marcello Gorini, deputato al Parlamento. Uffa. Ma chieda lei la comunicazione. Che guarda quest'uomo? Re di coppe. Che dici? Maestà, permette che le baci la Ma mano? non mi baci, e chiami Roma piuttosto. Chi devo chiamare? Roma. Qui. Nel mio telefono. E che ci distrà? Roma nel mio telefono. Dove andavo? Pronto? Signorina? Roma. Sì, Roma, Roma. Caso di forza maggiore. Sì? Chi devo chiamare? Esecutivo Partito Socialista. Signorina? Esecutivo Partito Socialista. Sì. Mi chiama lei, va bene? Grazie.
Partito Socialista, eh? Gran bel partito. Onorevole, mi hanno detto che quelli del Partito Socialista si aiutano tra di loro come fratelli, una specie di frati, va? Dica sciocchezze. Mi deve scusare, onorevole, certo io come uomo politico non valgo un figo secco, però come capostazione... Ma lasci in pace l'onorevole, altro per la testa, con la crisi che c'è a Roma. Cosa vuole da me quest'uomo? Onorevole, io qui a Piovarola sono sprecato. Lei può tutto, mi faccia trasferire. Vedrà, le farò fare bella figura. Le raccomandazioni sono contrarie ai miei principi. Lo so, onorevole, ma il mio è un caso di forza maggiore, è un caso speciale, ecco. Onorevole, mi stia a sentire. Per le località servite dalla capodrongo, quando la capodronga straordinaria parte dalla capodronga secondaria e non passi per la capodronga principale, bisogna dare l'annuncio alla capodronga principale e a tutte le altre capodrongo della linea. Ma chi sono questi capodrongo? Qui casca l'asino, è l'articolo più difficile del regolamento. Onorevole, non ci ha mai capito niente nessuno. Roma! Pronto? Signor Ministro, l'amico Corini mi ha tanto parlato di lei. Signor Ministro, sono in capostazione di Piovarolo. Mi faccio trasferire, non ne posso più. Pronto? Pronto, sì, sono io. Sì. Sì, niente, un'interferenza sulla linea, un imbecille. Aiuto, signor Ministro, aiuto. Pronto, sì, sono io. Sì, riferirò a Ferruglio, ma dimmi piuttosto la crisi. Hai la crisi stazionaria, Crisi stazionaria come me? Ah, Ho la stazione in crisi. Va bene, chiamami Ferruglio. Pronto? Pronto, Ferruglio? Ferruglio, Sì, sono io. ti dico qualche parola per lei. No, non c'è niente da fare, il vecchio non vuol cedere. Ma abbiamo tentato, non vuole accettare, abbiamo offerto, Ma scusa, Ferruglio. E va bene, io ritenterò. Va bene. Ciao Ferruglio. Ciao! Bisogna ritentare col vecchio. Il vecchio testardo deve cedere. E come si fa? Sono ordini, bisogna obbedire. Andiamo. Onorevoli, insistiamo sulla chiave patriottica. Dov'è il municipio? Sopra. Al municipio. Onorevole! 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 Signor onorevole! Capo! Ernesto vuol dirvi una cosa! Non posso! Perché? Siete un uomo! Lo credo bene. E allora parla forte perché non sento. Ernesto vuol dirvi una cosa! La so, me l'ha già detta tante volte. Vuol chiedervi un favore in punto di morte che solo voi potete farglielo! Un favore? Da me? E che vuole? Non so altro, venite! Va bene. Sta per intraprendere l'ultimo viaggio. Forse per questo ha bisogno del capostazione. Perbacco, è già decesso. Ah, sei arrivato finalmente. Ma tu non sei defunto allora? Avvicinati e ti devo parlare. Sono tutto orecchie, di. Tutti dicono che io sto per morire. No, sono dicerie, cosa vuoi? E non credere che mi dispiaccia. Finalmente potrò vedere il mio generale Epixio. Quel caronino. Io sono tutto pronto. Sì. Guarda, questa è la mia divisa di Calatafimi. Qui c'è la tromba. C'ho tutto. Mi manca solamente il berretto. E questo cos'è? Se lo sono mangiati i topi. Però mi hanno lasciato la visiera. Ho bisogno di trovarne uno subito. C'ho le ore contate. A Piovarolo? Ah, Vuoi trovare un berretto rosso? Ma non ci pensare nemmeno. Chi te lo dà? che numero hai di testa? Niente. Poco, pochissimo. Ho una testina piccolina così, quasi niente, insomma. Fammelo provare. Troppettiere. A me mi sa che tu puoi sfruttare l'unica azione indegna di Garibaldi, cioè quella di aver copiato i berretti ai capostazione. La cosa è controversa. Dammi il berretto. Ah, non insistere.
Non si rifiuta un favore ad un moribondo. Questo è un ricatto che tu mi fai. Adesso mi metti in imbarazzo. Non è onesto, non sta bene da parte tua. Come faccio? È il generale. Generale, ma non esageriamo. Cosa vuoi che gliene frega il generale? Forse non ti riconoscerà nemmeno. Eravate in 1000, eravate. Almeno tirarmi sulle coperte. Questo te lo faccio volentieri. Quello che posso fare lo faccio. Ecco qua. Chi è? No, lasci il berretto. No. Guarda che facciamo l'opera, sai. Lasci il berretto. Fatemi passare. Fate largo. Non vedete che porto le insegne di Piovarolo? Lascia. Dammi il berretto. Cosa volete ancora? Fuori! Fuori! Cercavo di me, onorevole. Ma sempre fra i piedi lei, uffa! In nome di Piovarolo, di cui porto le insegne, io ancora una volta le domando di aderire alla nostra richiesta. No! Ve l'ho già detto! Sarebbe una falsità! Ma cosa dice mai, caro amico? Stia tranquillo. Niente falsità. Tutto più una sfumatura. Noi le chiediamo soltanto che la frase risulti così. Caro Nino, qui si fa l'Italia socialista o si muore. Ma che differenza c'è? Ma poi potrebbe anche darsi che l'abbia detta questa frase e che lei non l'abbia sentita. Lei era in mezzo alla battaglia, ai cannoni, alle fucilate, niente di più facile. Oppure potrebbe averla dimenticata, è passato tanto tempo. Onorevole, venga molto. Ma è sicuro? Mi metta alla prova. Subito? Subito. E dico, siamo d'accordo per tutto, eh? Naturalmente, caro amico, io cercherò di fare qualche cosetta per lei. È una parola, cercherò di fare qualche cosetta per lei. Ah, no, per Bacco. Io voglio una stazione capotronco, completa, con 4 binari e una pensilina. Caro amico, io non posso impegnarmi così su due piedi per il capotronco. E allora se non può, l'Italia rimane così, com'è. A proposito, mancano 10 minuti al treno, bisogna che vada. Arrivederci, eh? Che io me ne vado, eh? No. Va bene, vada per il capotronco. Parola d'onore d'onorevole? Eh? Siamo d'accordo? In tutto e per tutto? Capotronco? Capotronco. Lasci fare a me. E certo che presentarsi davanti al generale senza il berretto in testa non è elegante. Lo vuoi? Lo vuoi il berrettino? Glielo diamo il berrettino a questo giovanotto? Lo vuoi? Ferma, Ferma che ti calza. Eccolo qua. Che bello, Peppa! Capo, il berretto! Il berretto? Ah già, il berretto sta bene dove sta. E ricordati, Peppa, che tu parli con il capo di una capotronco promosso e trasferito per meriti eccezionali con l'intervento del governo. Hai verificato tutto? Tutto a posto, capo! I freni sono a posto? A posto! E ora, Peppa? Capo? Verifica bene il freno della signorina, altrimenti ci fa rapporto. Subito, capo! Pronto in coda? Pronto? Via! Scusi, capo, noi avremmo bisogno di un'informazione. Dica pure. È vero che qui in paese abita un vecchio garibaldino che ha sentito con le proprie orecchie... Caro Nino, qui si fa l'Italia socialista o si muore? Come socialista, no? È una Socialista, piccola no? miglioria, un aggiornamento. Siamo rovinati. Perché? Siamo rovinati. Ci hanno preceduti, onorevole, ce l'hanno fatta. L'onorevole De Fassi qui presente è del Partito Popolare. E la frase di Garibaldi secondo noi è: caro Nino, qui si fa l'Italia popolare o si muore. Ah, è stato Gorini, qui dobbiamo telefonare subito a Roma. E come si fa adesso? Sono stato io. Poi. Lei? Questo mio testamento spirituale e ogni dichiarazione in esso contenuta, io avallo e sottoscrivo in piena facoltà di intendere e di volere. È tutto qui. Una firmetta. Ecco qui, una firmetta. Prima voglio il berretto. Ecco il berrettino. Ecco qua. Qua.
L'Italia socialista non sa da fare. Legga. Lo smascherata, imbroglione, venditore di fumo, ciarlatano, miliardatore di capotronco. Sono loro che comandano. I popolari sono al potere, non voi. Siamo d'accordo per le due capotronco, eh? Non le rimane che accettare la sconfitta, onorevole. Andiamo. Quanto a lei, signor Voltagabane, si ricordi che parola di Marcello Gorini, lei marcirà tutta la vita a Piovarolo. L'abbiamo visto cosa vale la sua parola. Se ne accorgerà. Non mi faccia il piacere. Se ne accorgerà. Onorevole, e allora come la facciamo quest'Italia? Cosa? Ma basta. Ma via, signor Ernesto. Si tratta soltanto di una piccola correzione. No, no, non me la fai più, non mi bravi più. Permette? Voglio vedere. Ecco fatto. Così, un momento solo, un momentino solo, lo tenga in prova. Lo tenga in prova. Permette? Voglio vedere una cosa. Così, fermo, eh? Allora, la facciamo l'Italia come la vuole questo signore? Obbedisco. Obbedisci. Chi è? Onorevole, siamo caduti. Però ci siamo rialzati, eh? Adesso a Roma stanno progettando un governo insieme ai socialisti. Venga al telefono, venga. Ci permesso un momento perché... Vada. Permesso. Vada. Trombettiere, fammi una cortesia, non morire subito. Io vado, torno e ti dirò l'Italia che si deve fare. Hai capito? A fra poco. Viva il governo di riappacificazione e di concentrazione nazionale. Adesso bisogna cercare di convincere immediatamente... Guardi a cambiare la frase. Certo, è nato il governo popolare socialista. Le parole di Garibaldi sanciranno la continuità della tradizione risorgimentale. Onorevoli concentrati, il valoroso funzionario qui presente, sapete cosa vi dice? Fuori i capotronco anticipati. Ah già, fuori i capotronchi. L'abbiamo promesso. E allora cosa? Viterbo. È bello. Lo so, Viterbo no. È bello Viterbo. No, bisogna salire, qualcosa di più. Allora facciamo Massa Carrara. Massa Carrara? Non mi fregate. Massa Carrara, sembrano due, ma è uno. Salire, a scendere. Allora chieda lei. Chiedo io? Non diciamo che poi hai chiesto troppo. Uffa, lo vedi, già dicevo. No, fa così, ma poi... Sardo, eh? Sì. Napoli. Quella là! Napoli. Un po' troppo, Però... Napoli. Che gioia. Napoli. Chi è? Cosa farà adesso, onorevole? Beh, io ho il mio lavoro di avvocato. E lei? Un posto di professore forse lo troverò. Ma scusate, che è successo? È successo quello che temevamo da tempo. L'Italia è diventata fascista. Fascista? Italia fascista. Vuole un passaggio sulla mia macchina, egregio avvocato? Con molto piacere, illustre professore. Caro mio, o si fa l'Italia fascista o si muore.
voluto provare a suonare la carica e la trombosi l'ha uccisa. La trombosi? La trombetta vorrà dire? Trombosi acuta. Eh già, acuto di trombetta. Essere o non essere fascista. Questo è il problema. Ignorare forse, morire di fame, oppure sfidare la cattiva fortuna e combattere le avversità. Ingegnere, mi hanno mandato questo. Lei, ingegnere, pardon, voi ingegnere, me ne fregate. E già, perché ai vostri tempi, quando il vostro primo treno è partito, il partito non c'era. Ingegnere, sapete cosa dice la circolare? Mettere il distintivo, ma non dice dove. E allora io cosa faccio? Nell'attesa di chiarimenti all'uopo, me lo metto in tasca. E chi si è visto, si è visto. Ingegnere, mosca, Scarsi sentimenti fascisti. Tale deplorazione costituisce una nota sfavorevole che peserà sulla vostra futura carriera. Il distintivo bisogna metterlo all'occhiello. Oh, ma dico io, se sulla giacca occhielli io non ne ho, dove lo metto? Voi vi lamentate troppo, signor capostazione. Un giorno o l'altro vi manderanno al confino. Magari mi mandassero al confino. Io sceglierei il confino svizzero, capirai, orologi, cioccolata, svizzerotte, dico, Ma il confino è un'isola deserta. Dici? Non ci sono stazioni? E nemmeno treni. Poi boh. E allora vuol dire che io resterò confinato a Piovarolo. Preferisco. Con fiducia continuò a leggere ogni bollettino di trasferimento. Antonio Laquaglia, da Piovarolo a Rocca Imperiale. Mi hanno trasferito. Beppa! Mi hanno trasferito a Rocca Imperiale. No. E finalmente gli giunse la circolare, che non era la solita circolare. Ingegnere, questa non è una circolare, è un attentato. Adesso in Italia ci tolgono anche l'ultima libertà che è rimasta all'uomo, la libertà dalle mogli. Gli scapoli marcheranno il passo. Ingegnere, bisogna coniugarsi e subito. Mancano 2 mesi allo scatto. Mi coniugo. E con chi? Ingegnere, sa cosa dice ancora la circolare? Vuol sentire? La circolare dice: ogni 2 figli uno scatto. Ma sono pazzi, sono impazziti. Ingegnere mio, qui si appena il fisico mi regge. Fra 15 anni io sarò capo compartimento. Ingegnere, sa cosa le dico? Che la prima donna che mi capita davanti me la sposo. Ecco di casa. Ingegnere, come l'ho detto, ho sbagliato. Io volevo dire la seconda donna che mi capita davanti. Chiaro? Ma sei certo, figliolo, d'essere maturo per questo passo? Padre, se questo passo io non lo passo adesso, io non faccio più un passo nella mia carriera, è chiaro? E vuoi un consiglio nella tua ricerca? E appunto mi sono rivolto a lei, caro padre, perché io non conosco nessuno, sono nuovo, non sono introdotto, ecco. Il nostro bravo sagrestano ha già fatto questa esperienza, si è sposato a Piovarolo. È vero, Celestino? Veramente, padre, bisognerà avvertire il poveretto che qui non avrà un fascista. E le migliori sono già sposate. Qualche rimanenza, sa? Sì.
ora che mi ricordo, ci sarebbe una brava ragazza. Ah sì, è vero, mi ricordo anch'io. Una ragazza veramente adatta per un funzionario come lei. Brava, solerte, saggia. Ho capito, è strabica. No, è zoppa. Una cosa ci doveva essere, per forza. Comunque, figliolo, io saprò poi dirti se l'eletta è una degna creatura. Affidati a Celestino. Ha un cuore d'oro e molta prudenza. Grazie, padre. Le bacio la mano. Allora, capito, capo? Sì. Tutte le donne nubili del paese glielo fate mettere in prima fila. Coraggio, guardi, senza farsi vedere. Vedi, caro Celestino, io sono un funzionario. Ho bisogno di una consorte, di una moglie, di una mogliera, va. A quella delle proprie gradure internazionali delle vacche. Su, stia di buon animo. Vedrà che quest'altra farà al caso suo, Ma questo è il cimitero? Sì, s'accomodi, signor capo. Celestino, ma dico non mi vorrei mica coniugare con una becchina. No, è vedova. Non le dispiacerà, spero. No, anzi, tutt'altro. Per di qua. Venga. Rita? Oh, buonasera. Permetti, il signor Antonio Laguaglia, il capostazione. Condoglianze, signora. Le dispiace se ho pregato Celestino di condurla qua? No, tutt'altro. È un bel posticino, accogliente, intimo, grazioso. Volevo farla conoscere a Luca. Con molto piacere. Dove sta questo Luca? È lui. Ah. Il defunto? Mio marito. Me l'ha fatto giurare in punto di morte. Se ti risposi, portamelo a far vedere. Ti piace? È un bravo uomo, sai. Che? Vuoi sapere cosa fa? Il capostazione. È vero, il capostazione? Sì. Signor Luca, il capostazione. E si chiama Antonio Lomerlo. Prego, signora, Laguaglia. Signor Luca, Antonio Laguaglia, fu calogero. Un nome romantico, leggero, aereo. Era tanto geloso, sapesse? Sì, Invece scommetto che a Mario non gliene importa niente. E chi è Mario, scusi? Il primo marito. Non mi voleva molto bene. Quando è morto era arrabbiatissimo con me. E perché? Perché sono stata io ad attaccargli il tifo. Beh, in fondo, povero Mario non aveva mica tutti i torti. Col tifo non si scherza, signora. No, non dico questo. Scusate, ho detto questi fiori a Giuseppe e ho finito. E Giuseppe chi sarebbe? Mio marito mugnaio. Vero. Così che lei ha avuto 3 mariti. Sì, Mario, Giuseppe e Luca. E li tiene tutti e 3 insieme qui? Cosa vuole? La tomba è tanto grande. Vedo. E anzi, vede, c'è ancora un posto vuoto. Già, è vero. 1, 2, 3 e c'è un posto vuoto. A proposito, dimenticavo, a momento c'ho il treno. Ci vediamo un'altra volta, eh? Arrivederci, a momento c'ho il treno. Arrivederci, a momento ce l'ho. Ma allora, quando ci vediamo? Il 2 novembre! Allora ripetiamo. B e A. Ma. B e. D e I. I. Avanti. In piedi, ragazzi. Saluto. Bravi Battiotti. Seduti. Sono venuto per parlarvi un momento in privato. Bene. Tu guarda i tuoi compagni, eh? Ditemi. È una cosa molto delicata. Mi hanno scritto dal provveditorato. Sul conto mio? Sì. E insomma, da ricerche che sono state fatte si è scoperto che vostro padre... E io che c'entro? Posso documentare? Sì, lo so benissimo. E anche al provveditorato lo sa. La mia fede provata varrà pur qualcosa. Certo, senz'altro. Soltanto che se riusciste a cancellare definitivamente tutta la cosa,
voi mi capite, cambiando nome, sposandovi. Ah, qui a Piovarolo? Beh, qui a Rocca Imperiale. Io, se fossi celibe... Certo che per voi ci vuole qualcuno con una posizione un po' elevata e celibe. E di celibi qui a Rocca Imperiale chi c'è? Il prete. Lasciate fare a me. Penserò io. È nel vostro interesse. Grazie. Arrivedervi. Ingegnere, mancano solo 15 giorni. Ed io in 15 giorni dovrei trovare moglie, cacciare le carte e sposarmi. È impossibile. Umanamente impossibile. Non c'è il tempo materiale. Capito? Ingegnere, mi guardi. Mi guardi bene in faccia. Io sono un funzionario rovinato. Rovinato! Permesso? Chi è? Desidera. Posso entrare un minutino? Ha veramente vietato l'ingresso alle persone estranee. Oh, io sono proprio una persona estranea. Un minutino solo. Vabbè, in linea eccezionale. Si accomodi, venga. Per questa volta, in linea eccezionale. Si accomodi. Desidera? Si accomodi. Dica. E questo è il suo ufficio? Per l'appunto. Com'è carino qui. Beh, sì, abbastanza accogliente. Oh, prego. Grazie. Questo è il suo tavolo di lavoro? Il mio tavolo di lavoro. Si vede che manca la mano di una donna. Perché? Non ci sono fiori sul tavolo. Già. Che sciocchi siamo stati a tormentarci così. Capo, quando si parte? Un momento. Ciao, Ciao. Quanto tempo abbiamo perduto inutilmente. Oramai acqua passata. Grazie. Grazie a tutti. Adesso lasciateci solo, capirete? Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Ecco, sì, chiudete la porta. Arrivederci. Ah, finalmente, sole. Questa è una bestemmia. Passaggio di 18 treni popolari. Proprio questa notte, che è la prima notte di matrimonio. Io pensavo che sposandomi avrei fatto anche il viaggio di nozze. E va bene, caro, non ti arrabbiare. Pazienza, ci vuole pazienza. L'essenziale è che ci siamo sposati. Del resto, che cos'è un viaggio di nozze? È un treno fra due camere da letto. Viceversa, noi abbiamo una camera da letto fra due treni. È chiaro? Non ti arrabbiare, vieni qua. Organizziamoci. Sara, siedi. Sara, dunque. Stiamo a sentire, Tra il diretto delle 19:45 e quello delle 19:56 consumiamo la cena. E poi? Poi abbiamo 12 minuti per arrivare alla torta e fare un brindisi. E poi? Indi abbiamo l'accelerato delle 20:08. E poi? Poi dopo 4 minuti che siamo andati a Nanna, devo scendere per il passaggio del rapido delle 20:12. E poi? E poi torno subito, fino al merci delle 20:21. E poi? E poi 3 minuti qua, 4 minuti là, 5 minuti là, il tempo di darci un bacino. E poi? E poi, un accidente a te, a me, alla ferrovia, a Piovarolo, ai binari, ai treni, fino alle 7:32 di domani mattina che cominci il passaggio dei treni popolari. Quindi per ora, non te la parlare. Buongiorno agli indigeni e ai forestieri. Buongiorno, capo. Buongiorno. Miei cari villici, questi cominciano con la FF e finiscono con la SS. Avete sentito le ultime novità? No. No? Ve le dico io. Pare che la Germania voglia fare la guerra
all'Inghilterra e alla Francia. E in questi ultimi tempi non si parla che di guerre. Che ne dice, capo? Io penso che le guerre sono necessarie per il benessere dei popoli. In che senso? È chiarissimo. Certi uomini politici di certe nazioni, appena vanno al potere, per rendersi benemeriti della loro patria, cominciano a preoccuparsi delle condizioni sociali e finanziarie del loro paese. E dicono, le condizioni del nostro popolo sono disagiate, c'è disoccupazione, c'è miseria, c'è fame. E allora cosa fanno? Si riuniscono in 4-5 e sempre per il benessere dei loro popoli decidono di fare la guerra. E se ne perdono poi. Sciocchezze, sciocchezze. Grazie. Un amico mio, sapete come diceva? Pinzellacchere. Ci sono altri uomini politici nuovi che, preoccupati per il disagio della guerra perduta, sapete cosa fanno? Si riuniscono ancora una volta in 4-5 e sempre per il benessere del popolo decidono di fare un'altra guerra. Speriamo che non tocchi a noi. Amico mio, a noi questa volta non ci tocca. Se mai ci sarà il conflitto, noi resteremo fuori. Saremo neutrali, faremo un sacco di soldi. Neutrali come la Svizzera. Amici miei, noi siamo furbi. E poi, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, a noi ci vogliono un sacco di bene. Date retta a me, ve lo dice il vostro capostazione. Beppa? Taci! Il nemico ci ascolta. Oh. Antonio. Che c'è? Mi è venuta una voglia. A che? Mi è venuta una voglia. Ma te sembra questo l'ora di farsi venire voglia? Ma non sono io che voglio l'abbacchio con le patate, è lui. Ma dico sei pazza. Ma dico ti sei ammattita. Ma ti sembra una cosa da dare a una ragazzina che ancora deve nascere. L'abbacchio con le patate che è pesante si mette sullo stomaco. Niente abbacchi, niente patate, si dorme. Va bene, se poi nasce con la voglia d'abbacchio con le patate, è colpa tua, ricordatelo. Ma ti dico io. Ti sembra una voglia di farsi venire a quest'ora di questi tempi? Eh? Te fosse venuta, che so io, una voglia di zuppa di verdura, di veccedina. E vabbè, l'abbacchio. Dove lo trovo io l'abbacchio a quest'ora? Ma il segretario l'ha trovato. Sono passata sotto la sua finestra in piazza e ho sentito l'odore. Tu non sei meno importante di lui. È che non sai farti valere. Ma quello il segretario è un gerarca, quindi è ovvio che trova tutto. Capisci? Beh, adesso si dorme. Avanti. Ti prometto che appena finisce la guerra gli comprerò un abbacchio alto così, quando è un cavallo. E va bene. Però, se nasce con la voglia d'abbacchio con le patate, è colpa tua. Ricordatelo. Dimmi un po', questo abbacchio come lo vuoi? Arrosti in umido con le patate o alla cacciatora? Come? L'abbacchio come lo vuoi? Arrosti in umido con le patate o alla cacciatora? Alla cacciatora. Alla cacciatora. Te lo vado a cercare. Beh, che c'entra? Quando uno è camarata sempre, no? Oh. Che cosa vi è successo? Indovinate un po'? Ma cosa volete che indovini? Lo sapevo che non potevate indovinare. Mia moglie aspetta un bambino e le è venuta la voglia dell'abbacchio. No. Beh, e io che ci posso fare? Come che ci posso fare? La colpa è vostra. Eh sì,
Perché voi questa mattina avete cucinato a Bacchio. Mia moglie è passata sotto casa, ha sentito l'odore. Ma cosa state dicendo? Sono 2 anni che non mangio a Bacchio io. Lo so che voi dovete dare un esempio. Ma io sono una persona seria, non parlo. Eh? Me lo date questo pezzettino da Bacchio? Vi sto dicendo, sono 2 anni che non lo vedo. Lo capisco benissimo, ma alle volte, sa, se fosse rimasto un pezzettino di 2 anni fa. Camerata, siamo in guerra, non è il caso di scherzare. È un funzionario come voi, un capostazione, non deve neanche permettere a sua moglie di avere certe voglie. Lo so, ma sa. E mi meraviglio che siate venuto da me e sapete chi sono a chiedermi se ho mangiato dell'abbacchio. Ma lo sapete che chi mangia abbacchio oggi commette un atto di sabotaggio verso la patria in armi, un crimine, un atto di alto tradimento. Andate dunque e dite a vostra moglie che certe ideologie possono turbare la vostra mente di valoroso funzionario e farvi incorrere in sanzioni gravi, tanto più gravi in quanto dettate dalla totalitaria indignazione popolare. A noi. Che cosa? A noi? Ah sì, a noi. Che c'è? L'hai trovato l'abbacchio? Sì? E quando ti decidi a portarmelo? Subito, lo sto preparando. Ai. Vicino caro, parliamoci un po' da persona a persona. Tu sei nato a Piovarolo. Piovarolo è l'ultimo paese del mondo, paese disgraziato. Qui la trippa non te la dà nessuno. Chi ci cambia a fare? Io non ti faccio soffrire. È questione di un minuto, ma nemmeno un secondo. Un secondo solo. E così riposerai in pace. Sarai tranquillo. Che c'è? Vieni su. Buonasera. Cavaliere si è addormentato e così sono potuta venire. Ne ha mangiato tanto di abbacchio. Gli hanno portato un pezzo per la signora. E il cavaliere aveva il coraggio di dire che erano 2 anni che non ne mangiava. Per carità, non gli dica niente, se no mi scaccia. Antonio! Eccomi! Stai tranquilla, non dirò niente. Grazie. Sarò muto come un pesce. Stai tranquilla. Ciao, pupa. Ciao. Grazie, Eccomi! Allegro, micino. È uscita l'amnistia. Sei stato graziato. Ma grazie. Ma grazie. Antonio! È già pronto? Prontissimo! Come? Già cotto? Era tenero come un burro! Come? Era tenero come un burro! L'odore non c'è male, Le posate. Ecco. Figlia d'un cane! Brutto ladro schifoso! Lasciala qua! Lasciala! Era di mio figlio, disgraziato! Era di mio figlio! Povero figlio mio senza abbacchio! Col ritorno della libertà e della democrazia, anche Piovarolo tornò alla sua antica grandezza, riconquistando il diritto al vecchio nome così ricco di storia. Storia a cui Antonio Laquaglia continuò a partecipare, suo malgrado. Noi ci siamo già conosciuti, Ma scusi, lei non era il segretario dell'onorevole De Fazio? Come? Quella volta venne qui a Piovarolo. Si ricorda, buttò via la borsa e raggiunse quel treno. Non mi ricordo. Non si ricorda? E non è il solo. Di mossa in mossa, di scacco in scacco,
Antonio La Quaglia continuò la sua interminabile partita. Le stagioni si susseguirono alle stagioni, gli anni sono passati, i treni sono diventati più veloci e Antonio La Quaglia è ancora qui, lo hanno dimenticato. I suoi problemi sono cresciuti come i funghi sotto la pioggia. La figlia non gli era nata con la voglia d'abbacchio, ma con 100 altre voglie di ben diversa natura e piuttosto difficili da soddisfare a Piovarolo. Signorina, vuole l'ombrello? Ho bisogno di questa pioggia, pulisce dentro. Ma questa è acqua. Lei queste cose non le può capire. C'è posta? Ah sì, una raccomandata per te. Oh, ma non ho risposto. Ancora qui lei? Che è successo? A momenti mi becca con 50 kg di masso. Che? Sì, con quintale di montagna. Un quintale? E a momenti mi seppellisce. Ehi, oi! Si è staccato un macigno di una tonnellata, Pasquale, per poco ci resta! Fermo! Fermo! Passami sopra, c'è una frana! Sono ferrovia! Tu, guarda il salvolati, va! Avete sentito? È frenato 300 metri di moto! Gesù! Maria! Gesù! Maria! Ma sta attento! Guarda che è crollato pizzo lungo! Mamma mia, è crollato pizzo lungo! Continua a franare! Oh, Madonna, la frana! La frana! La frana! È franata la montagna. La montagna? E dove? Sulla linea, al 3° chilometro. Oh, santo cielo. Bisogna avvertire il capostazione. Quando in te braccia forte te stringi a me, sento profumo da bocca tua che la primavera che embriaco cuore smanie che va sa, questo è l'amore. Capille seta, occhi e velluto tu, sia vita mia, tu sei l'amore, tu solamente tu. Ma la vuoi finire, sì o no? Oh! Mariuccia, vieni qua. Vengo, mamma. Ma smania che basa, questo è l'amore.
Un giorno o l'altro, quel grammofono lo gette sotto il treno, capito? Ma povera figlia, con i divertimenti che ha qui a Piovarolo. Sì. Avanti, fammi vedere. Tanto non lo metto, Ma Come almeno lo metti? provalo. Che mi importa con questi 4 cafoni che stanno qui? Roberta, se non fosse una donna, Tu, alzati. che devo fare? Proviamo sto vestito. Alzati. Ma che sei là? Alzati, levati la giacca. Ma dico, ma scherziamo? Su, levati la giacca. Ma io non ne posso più. Ma che qui? Su. Io sono preso la serie, entra qualcuno a te, ma fai presto. Petto in fuori. Ecco qua. Ancora. Più di questo non ne ho, figlia mia. Arrangiati. Tieni questa così. Ma guardate un po' la mia età. Io voglio andare via, non voglio più rimanere qui. Non ti do torto, figlia mia. Oh, ma donne mie, ho ragione io. Questo è un posto fetente. Lo so, è pacifico e fuori discussione. Ma finché non mi trasferiscono, bisogna aspettare, Sì, campa, cavallo mio, che l'erba cresce. Io non so se l'erba campa e il cavallo cresce, ma bisogna avere fiducia. E poi tu, quando ne facci? Si fa presto a dire vado via. Dove vai? Io ho una carriera mia già aperta. Ah sì? E quale? Il cinema. Sì, il cinema. Ma non dite fesserie! Sì, il cinema, mo! è giovane, non deve fare la fine di sua madre. Perché tu che fine hai fatto? Antonio, non mi provocare. Parla, che fine hai fatto? Non farmi parlare. Io ti provoco e ti autorizzo, parla! Ho sposato un imbelle, un inetto, un fallito. Vabbè. Un disgraziato che mi ha portato a vivere in una tomba d'acqua. Un giorno o l'altro, fra l'umidità e la noia, farò la muffa. No, questo no. La muffa, fra voi due, la sto facendo io! Ma vergognati piuttosto! Sì, vergognati, papà. Tu sta zitto. E se lei vuole andare via, ha ragione, è giovane! È giusto. Ma quale occasione ho mai avuto io? Quale occasione? Ho fatto tutto quello che potevo. Appunto! Telefono. State zitti. Pronto? Come? Il treno 427 diventa speciale. E perché? Chi? Il Ministro delle Comunicazioni. Il Ministro delle Comunicazioni passa da... Sua Eccellenza! Passa da qua il Ministro delle Comunicazioni! Avete sentito? Il Ministro delle Comunicazioni passa da qua! La montagna di Pizzolunga, Frana. Pizzolungo? Sì, Pizzolungo, al 3° chilometro sulla linea. E tu come lo sai? Il figlio del mugnaio, poveretto, a momenti ci restava sotto, è vivo per miracolo. Santo cielo, come si Il capo io devo andare, ho la farmacia sola. Buonasera. Come si fa? Il 427 passa a momenti. C'è il Ministro sopra! Bisogna fermare il treno! Come si fa? Questa... Donne, guardatemi! Questa frana è caduta come il calcio sui maccheroni. Questa è la volta che piglio 2 piccioni con una frana sola. Prima di tutto ho il piacere di fermare finalmente il 427. Poscia di salvare la vita dei viaggiatori in generale e quella di Sua Eccellenza in particolare. E Sua Eccellenza il Ministro, di fronte a un eroico gesto, non esiterà un istante a concedermi lo scatto. Sarà a Milano, sarà a Torino, Genova, Firenze, Bologna, Pisa, non lo so. Comunque, donne, preparate le valigie, perché da questo momento io, la guaglia, Sua Eccellenza, ce l'ho in pugno. Per questa occasione ci vuole la divisa vecchia, quella classica. Vi farò vedere chi è la guaglia. Antonio. Beppa! 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 Prepari i petardi! Vi farò vedere chi è la guaglia! Se si guaglia! Beppa! Volesse il cielo che questa fosse la volta buona. Beppa! Eccomi. Sbrigati! Capo, i petardi. Vai al tuo posto e vai a chiudere il passaggio a livello, subito! Porca miseria! Un calcolo simile in così poco spazio di tempo. Oipo, dunque il treno deve fermare qua. Non un metro più, non un metro meno. Vediamo un po'. 7 pronti, 56, porta 4, una ora battuta, passiamo come cifre. 4, 4, 4, 8, 8 meno 2, 6, 6 per 6, 36. 6 o non 6. A noi! La matematica non è un'opinione. Dunque, vediamo. Uno lo mettiamo qua. Un altro qua. Un altro qua. Qua. Pum, pum. Un altro qua. E l'ultimo lo piazziamo qua. Il capostazione di Milano mi fa ridere. È qui che lo voglio vedere. Pochi mezzi, pochi uomini.
Treno, se pensi al tuo carico di vite umane e che tutto dipende da me, eccoci, lo vedi di fronte, da uomo a uomo, occhi negli occhi. Sono 20 anni che mi fai ballare. Ora basta! 427! A noi due! Via! Ma che è successo? Ah. Bravo, superbo, magnifica manovra, manovra scientifica. Giovanotto, la proporrò per un encomio, bravo, vengo. Ma insomma, capo, Giovarolo! che è successo? Una frana, Giovarolo! una frana enorme quanto una frana. Ma scusi, che frana? Una frana, ma non abbia paura. Ma allora non c'è da aver Ma paura. non c'è paura, cosa vuole? Una montagna di graniti che cade sui binari, non c'è da aver paura. Stia tranquillo, non si agiti, siamo con noi, siamo addetti apposta per questo. Allora è interrotto. E si capisce, sono 20 metri di tubo. E non si può rimuovere. E come si rimuovono così 30 metri? Lei ha detto 20. 20, 30, 40, 50, giovanotte, cosa ne possiamo sapere? Può essere anche un cataclisma, no? Sai queste montagne come sono fatte? Piovarolo? Piovarolo? Capo, Dica. sono un funzionario di servizio. Perché ha fermato il treno? Permette? La Guaglia. Ah, per una quaglia mi fermo un treno. Ma cosa ha capito? La Guaglia è il mio nome, io mi chiamo Antonio La Guaglia. Ho fermato il treno in base all'articolo 22 del nostro regolamento circolazione treni, una frana sui binari di 500 tonnellate. Dove? Dove? Terzo chilometro a sinistra. Hai seguito il sopralluogo? Non ancora perché la frana è caduta prima adesso, calda calda. Come si suol dire frana di giornata. Come l'ha saputo lei? L'ho saputo da un testimone oculare, il figlio del mugnaio poveretto ci stava rimanendo sotto, è vivo per miracolo. Bisogna avvertire su eccellenza. Un momento, qui nella stazione comando io, questo è compito mio. Lei è un funzionario? Tenga e aspetti. Ha capito? Signor Ministro? Eccellenza? Avanti. Permette? Sono il capostazione, La Guaglia. Ah, già, ho sentito dire che ha dato una quaglia sotto il treno. È morto? Eccellenza, lei sta equivocando. La Guaglia sono io. Ah, meno male, non si è fatto niente. Allora perché ci siamo fermati? Veniva appunto, Eccellenza, a comunicarle che sulla linea a terzo chilometro è caduta una frana. Ma dove siamo? A Piovarolo, Eccellenza, non è una stazione di grande importanza, anzi è indegna di lei, ma io ci sto da tutta la vita purtroppo. Veda, Eccellenza, una stazione piccola che sia è un giocattolo di grande responsabilità e il capostazione, se lei sapesse, Eccellenza. Il senso di responsabilità dei piccoli capostazioni sommati formano la sicurezza della rete. Mi compiaccio. Troppo buona, Eccellenza. Ma non mi ha detto ancora dove siamo? Gliel'ho già detto, Eccellenza, Piovarolo. Ah, e perché ci siamo fermati? Merito mio. La preziosissima vita di Vostra Eccellenza. Oh, tutto al servizio del paese. Ho applicato l'articolo 22. Ho applicato l'articolo 22. Ah, mi compiaccio. Ho messo in opera tutti gli accorgimenti. Ha sentito i petardi? Che petardi, E le luci rosse? I segnali? Li ha visto, Eccellenza, i segnali? Ah già? Già i segnali. Interessante. È uno spettacolo. Ma non mi ha ancora detto perché ci siamo fermati qui. La frana, Eccellenza, la frana. Ah già, la frana che ha investito la fagiana. Prego, La Guaglia. La Comunque, Guaglia. La Guaglia sono io. E allora ci siamo fermati a Zagarolo. No? Dove ci siamo fermati? Adesso veramente non mi ricordo. Piovarolo, Eccellenza, mi sono confuso, scusi. Se l'Eccellenza vostra permette, non dovrebbe disdegnare di conoscere il funzionamento dei congegni della mia umile stazione. L'eccellenza della rete ferroviaria è lei. No, e come no? No, permetta. Ma lei, Eccellenza? Io dico l'eccellenza della rete ferroviaria è il segno della civiltà di un paese. Osserverò volentieri questi umili congegni dai quali tanto dipende
tanto. Già, tanto. Tanto. Il pastrano, per favore. Allora, eccellenza, mi onora. Eccomi, avere i miei congegni? Certo. La precedo, eccellenza. La faccio strada. Venga. Da questa parte. Permesso? Permesso? Svelta, Mariuccia, svelta. Dobbiamo fare buona figura con Sua Eccellenza, ne va del nostro avvenire. Finalmente ce ne andremo da questo stramaledetto paese. Tutto a posto, sì. Senti, stanno arrivando. Ma non ti levi il grembiule, ma... No, io non mi faccio vedere. Ingegnere, mi raccomando a te. Eccellenza, si accomodi. Ecco qua. Prego. Mi vuole onorare... Oh, aspetti, scusi. Si accomodi, eccellenza, si accomodi. Mio tavolo da lavoro. Eccellenza, veda, un uomo, un padre, anche se capostazione, aspira. Dico bene. È il naturale diritto di ogni buon cittadino. Eccellenza, 35 anni di servizio. Ha capito? Fra treni, binari, scambi, telegrafo, telefono, lumi, segnalazioni e sempre sotto la pioggia. Perché qui a Piovarolo piove sempre. Eccellenza, io vorrei, come si suol dire, un posto al sole. Come si soleva dire. Pardon, ma mi crede, eccellenza, io sono un sincero democratico e oggi, evitando un disastro, mi sono fatto un merito. Certo. Vuoi visitare, eccellenza? Con piacere. S'accomodi. Prego. Questo è il telefono. Il telefono? Ecco il funzionamento. Le bandiere? Rosso e verde. E il bianco? Il bianco non c'entra. Non è la bandiera nazionale. Crede i segnali. Già. Verde via libera, rosso stop. Questo è il telegrafo. Il mio fedele compagno. Stia a vedere. Sa cosa ho detto? No. Viva Sua Eccellenza! Grazie. E lo ripeto. Da questa parte, come vede, Eccellenza, abbiamo il banco di manovra. Veramente interessante. E di seconda mano, ma io a Piovarolo non potevo sperare di meglio. Se Sua Eccellenza vuole onorarmi... Come funziona? Semplicissimo. Guardi, si ragiona lei, così. Ma non esce niente. Non vorrà mica che escono le monetine, Eccellenza. È il banco di manovra. Già. E funzionano tutti? Tutti. No, per carità, Eccellenza. Un direttissimo di Genova le avrò mandato a Domodossola così. Ah sì? E già da Genova? Domodossola. Però. Devo dire che queste stazioni sono veramente un complesso di ordigni tecnici molto interessanti. Molto. Esatto. Sagge parole. Eccellenza. E allora? Ci pensa il povero La Guaglia? Ah, poveraccio, quello morto sotto la frana. Ma no, Eccellenza, La Guaglia sono io. Ah, già, mi compiaccio per lo scampato pericolo. Grazie. Eccellenza, in fondo che cosa c'è? Una promozione. Posto al sole? Già, posto al sole. Un trasferimento in un centro dove io posso finalmente farmi valere. Qui sono stato seppellito vivo. E poi non è tanto per me, è per la mia bambina. Mariuccia ha bisogno di educazione. Certo. Io sono particolarmente sensibile ai problemi della gioventù. A proposito, ha figli lei? Eccellenza. Eccellenza, questa è mia figlia. Piacere. A questa sola? Signor sì. Mi compiaccio. Grazie, Eccellenza. Eccellenza, allora, ritornato sul discorso di prima, posso sperare. Speri. Oddio, non sarà Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna. No, alle volte, chi lo sa, una parola sua può tutto. Vedremo. Certo si farà qualcosa per lei. Grazie, Eccellenza. Hai sentito cosa ha detto il ministro? Che si farà qualche cosa per me? Aveva ragione tuo padre. Ringrazialo. Grazie, Eccellenza. Di che? Di quello che farà per mio padre. Cosa farò? Sì, vedremo. Eccellenza, ha bisogno di qualche cosa? No? Una bottiglia d'acqua minerale, un cestino da viaggio? 1 o 2 spaghetti. Fai fare 2 spaghetti a Sua Eccellenza subito. Grazie, fuori i pasti non bevo mai. Come non detto, Eccellenza. Permesso, Eccellenza. Caruccia, sua moglie. Prego, Eccellenza. È mia figlia. Appunto. Avanti.
Prego, prego. Che carino. Grazioso. Grazioso. Si vende qui? Eccellenza, no, questa è la paletta per le partenze, per dare la partenza al secco. Già, via libera. Scusi, posso pregare il capostazione di accompagnarmi sul posto della frana? Qui, perché c'è una frana. Eccellenza, quella di prima. Alla solita. Già. A meno male. Allora, se permette... Vengo anch'io. Viene anche lei? Ma per me è un onore. Sua Eccellenza sul luogo del disastro. Prego, Eccellenza. Prego. Attenzione, attenzione. Anguste presentazione. Venga, venga, Eccellenza. Eccoci qua. Questo è il terzo chilometro. E la frana? Quale frana? Quella per cui ci siamo fermati. Ah già, e la frana dov'è? Stava qua. Pasqua, la frana dove sta? Qui stava. Sapete che so fregate la frana? Per quale fine lei ha inventato la frana? E perché ha fermato il treno e Sua Eccellenza? Nessun fine. Io l'ho saputo dal farmacista che è una persona seria, il quale a sua volta ha saputo che Pasquale qui presente è proprio colui scampato all'investimento franitico. Eccola qui la frana. E questo ciottolo lei lo chiama una frana? Eccellenza, bisogna contentarsi. Tutto è proporzionato nella vita. Questo è un piccolo paese, piccola frana. Paese che vai, frana che trovi. Abbia pazienza. Se lei voleva una frana appenninica, doveva andare sulle Alpi. Forse si tratta di un eccesso di prudenza. Sì. Comunque, la prudenza non è mai troppa, mai troppa. Grazie. Ha sentito, Sua Eccellenza? Mi ha dato ragione. In carrozza? Eccellenza, nella nuova destinazione che vorrà segnarmi, porterò il ricordo di questa memorabile notte. Via! Non può partire! Perché? C'è segnale di via impedita! Eccellenza, cosa mi ha fatto lei? Mi ha lasciato il segnale rosso. Beh, adesso rimedio subito, Bene, bene, bene. Le sue note di servizio sono pessime. Beh, non dico di promuoverlo, ma di muoverlo. Sarebbe sempre un premio. E invece bisogna punirlo, avendo fermato un treno senza motivi specifici. Perché mi creda, Eccellenza, la storia della frana è tutta una sua invenzione. Sono 30 anni che al Ministero piovono rapporti sfavorevoli sull'attività di questo funzionario. Strano, mi sembra una capostazione così zelante. Mi pare impossibile che abbia inventato tutta questa storia. Io sono sicurissimo, invece. Sapendo che lei viaggiava su questo treno e volendo parlare direttamente con lei, ha combinato tutto questo pasticcio. Bisogna punirlo severamente, Eccellenza. Vedremo, vedrò, si vedrà. Eccellenza, tutto fatto. Buon viaggio. Buon viaggio. Grazie e buona permanenza. Aspetto fiducioso, Sarà per poco, Aspetti, aspetti. Grazie e buon viaggio. Via! Sarò costretto a fare rapporto su questo grave arbitrio, Eccellenza. Se lo trova giusto, lo faccia pure. È fatta! È fatta! Finalmente. Esulta, figlia mia! Addio Piovarolo, addio stazione fetente. E per te forse ci sarà una grande metropoli. Vedi, per gli onesti c'è sempre un premio, specie per chi come me ha speso la propria vita a servire con fedeltà. Sì. Altro che trasferimento. Quello da Piovarolo non lo sposta più nessuno. Bene. Bene. Che brava persona quell'eccellenza, Ti, te lo meriti.